Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti carosi belli, ben trovati. Oggi una nuova live super. Faremo insieme 3 tipi di pane con un'unica ricetta. Potete fare il pane che volete, ovvero un pane ciabatta fatto a forma di treccia o anche cotto nella pentola, quella in ghisa. Io aspetto che arriva qualcuno, vediamo chi arriva, siamo in 7 online, in live. Mr. Kitchen in the World, benvenuto. 17 commenti. Lina, ciao tesoro. Jasmine, amore, ciao a tutti. Olghina, ciao ragazzi, spero state tutti bene. Sono un po' emozionata, ma è normale, ogni volta iniziamo così. Siamo in 14 e io direi già di andarvi a presentare il pane ciabatta. Lo abbiamo fatto in diverse forme, guardate qua, una nuvola, ok, ho fatto un macello, però non fa niente. Vi vado a presentare subito due mie amiche carissime che saranno in diretta con me. Le ho chiesto di darmi una mano, visto che faremo 3 tipi di pane con 3 lieviti diversi, quindi useremo licoli, lievito di birra e lievito madre solido, e useremo anche 3 tipi di farina diversa, perché voi mi avete chiesto in questa ricetta come farla con quella integrale, come realizzarla con quella di semola. Oggi accontenteremo tutti. Inizio a presentarvi Olearia Ferlito, benvenuto. Inizio a presentarvi Anima in cucina, la mia amica Alma. Ciao Alma. Ciao Laura, ciao a tutti. Benvenuta. Anima in cucina Grazie. e anche su YouTube la trovate sotto il nome Anima in cucina, ma anche su Instagram, dove è più attiva. Lei è un amante dei lievitati come me, specialmente pane, focacce, bravissima nella pasta e in molte altre cose. Vi consiglio di andarla a seguire. Poi abbiamo un'altra mia amica che è non solo una food blogger, ma anche un avvocato, quindi se avete bisogno di consulenze potete contattarla. Francesca Gomis, Cooking Law, in arte Cooking Law. Ciao, ciao a tutti. Ciao Benvenuta. ragazzi. Francesca invece è un amante dei dolci, studia tantissimo per la pasticceria ed è brava pure nella carne, nella pasta, nei lievitati si sta appassionando pure insieme a me, Alma. Io direi di iniziare ragazzi, così non facciamo perdere tempo. Ciao Patrizia, ciao Tiziana, ciao a tutti ragazze. Allora, iniziamo ad elencare gli ingredienti che va ad utilizzare con lievito madre solido. Quindi Francesca, dici tu come fare. Allora, mi sentite bene? Penso di sì, siamo un po' tutti. The Charlie's Angel di Olearia Ferlito, dice Gabriele. Allora, Sì. nella versione con lievito madre ci serviranno 100 grammi di lievito madre già rinfrescato e a raddoppio, quindi aspettate 2 o 3 ore rispetto a quando lo rinfrescate. 360 ml di acqua e 300 grammi di farina zero per la mia versione. Io ho utilizzato queste di Pignatiello con 11 grammi di proteine e 200 grammi di farina integrale che ha invece 12 grammi di proteine. Dopodiché dobbiamo aggiungere 50 ml di olio extravergine, noi abbiamo utilizzato quello di Olearia Ferlito, un cucchiaino di miele, se non avete il miele potete utilizzare lo zucchero o anche il malto in polvere e poi 8-10 grammi di sale. Se serve acqua perché la vostra farina integrale assorbe maggiormente i liquidi, potete aggiungere ulteriori 20 ml di acqua. Questi sono gli ingredienti. Perfetto. Francesca per realizzare questo pane ha deciso di fare un preimpasto, quindi una sorta di biga, che adesso io vi mostrerò e lei vi spiegherà nel dettaglio come fare. Vai Fra. Ok, ho preso il mio lievito madre e l'ho sciolto con un po' di acqua. Questo perché, siccome il nostro impasto sarà senza planetaria e soltanto con un cucchiaio di legno, abbiamo la possibilità di amalgamare bene. Dopodiché aggiungiamo anche un po' di farina, in tutto diciamo 2 cucchiai. Amalgamiamo bene e facciamo riposare il nostro diciamo preimpasto biga ben coperto per circa 20 minuti, 30 minuti. Questo poi lo utilizzeremo per, diciamo, continuare il nostro impasto.
Ok, io dopo vi mostrerò l'impasto come fare e invece Alma ci va ad elencare gli ingredienti che ha utilizzato lei con il lievito Licoli. Ok. Scusi un attimo Alma, prima di Sì? partire, come vedete qui in sovraimpressione trovate scritta la fila di ingredienti sempre. Questi sono quelli che sta utilizzando Alma. Vai Alma. Allora, io ho scelto di fare la treccia, la forma di treccia, la stessa comunque la ciabatta, con 200 grammi di farina, di, 200 grammi di zero pizza più, Ok? che ha 13 di proteine. Poi Questa è una farina 200, pure a lunga lievitazione, vero Alma? come? Questa è una farina adatta anche alle lunghe lievitazioni. Sì, questa è ottima per le lunghe vite, ma con la cuffia che continua a parlare. Ragazzi, Allora, fino adesso ci stava. Allora, è una farina a lunga lievitazione, incorpora benissimo, va anche oltre 24 ore di lievitazione tranquillissimo. Sono andata anche 36 ore. Ok, Mi trovo molto bene anche per la pizza, per focaccia, per pane, per tutto. abbiamo dei Poi ho usato... Alma. Come? Vai, parla, continua. Allora, poi ho usato 200 grammi di semola rimacinata fine, che questa ha un 12 di proteine, 12,5 di proteine e abbastanza, anche questa tiene abbastanza la lievitazione e anche più acqua, più idratazione. Poi ho usato 100 grammi di farina integrale, 80 grammi di lievito madre liquido, perché il lievito madre liquido spinge di più, è meglio mettere leggermente di meno del lievito madre solido. Poi ho messo un cucchiaio di miele, 380 di acqua, 50 di olio extravergine di oliva dell'olearia, io ho usato dell'olearia Ferlito, e 8 grammi di sale. Ok, quello che c'è da dire ragazzi che Alma ha aggiunto 20 grammi in più di acqua perché le ha messo sia semola che integrale che Che assorbono di più. assorbono un po' di più acqua. Ok, adesso parto io e Alma ha seguito lo stesso procedimento che vedrete tra poco. Praticamente parliamo di una stessa ricetta versatilissima, la potete fare con tante farine. In molti di voi già avete fatto la ciabatta e vi piace tantissimo. Io un attimo saluto Antonio, Valentino, ciao, Valeria, benvenuta cuoricina, benvenuti a tutti nuovi, siamo in 31 in live ragazzi e ci stanno definendo come le Charlie's Angels. Comunque, a parte gli scherzi, vi vado ad elencare i miei ingredienti e iniziamo subito a fare l'impasto. Io utilizzerò lievito di birra, vi abbasso così vedrete, nella ciotola già ho inserito 360 ml di acqua. Vado ad utilizzare acqua fredda o a temperatura ambiente. Se utilizzate acqua fredda, le farine assorbono meglio. Vado ad inserire 5 grammi di lievito di birra. Se avete più tempo, ovviamente potete metterne anche meno. Vado a mettere all'interno dell'acqua anche il mio cucchiaio di miele e vado a sciogliere così. Ora mi è caduto un poco di farina del pane cotto, non ci fa niente, cuocerà questa goccina di farina 2 volte. Dopodiché inizio ad inserire la farina. Io sto utilizzando, purtroppo ragazzi, mi si è rotto il pacco, la Zero Blu Pignatiello. Queste farine sono tutte di grano certificato italiano, ok? Solo la Zero Pizza più che utilizza Alma non è di grano italiano, ma tutto il resto abbiamo utilizzato farine italiane. Portiamo avanti la nostra terra, ragazzi. Quindi 500 grammi di farina zero con 11 grammi di proteine e la vado ad inserire poco per volta. Vado a mescolare la metà di farina, diciamo. Dopodiché facciamo questo, come potete vedere, è un impasto difficilissimo.
proprio vi ammazzate la vita a farlo. Andrò a utilizzare 50 grammi di olio extravergine di oliva ferlito, ragazzi, estratto a freddo siciliano della nostra terra. Rimanete sintonizzati perché poi ci sono delle sorprese per voi. Quindi lo vado ad inserire tutto, non lo inserisco subito per non metterlo a contatto con il lievito. Quindi vado a mescolare e vado ad inserire anche 8 grammi di sale. Se vi piace più salato, mettetene di più, raga. Cioè, magari un 12 grammi, come ha fatto Francesca, perché a Francesca piace più saporito. Io, siccome sono a dieta, quindi vado a mettere più sale. Quindi mescoliamo, inseriamo l'altra farina, così. Questo me lo metto da parte e mescolate. È un impasto veramente facilissimo, ragazzi, che potete fare pure all'ultimo minuto, perché non vi porta nessuna fatica e non vi porta nemmeno a lavorare, formare maglia glutinica, come vi dico sempre. È un impasto davvero che si fa in 2 minuti. Mescolate tutto così, magari lo prendete dai bordi e lo riportate al centro, così raccogliete tutta la farina in questo modo. Vedete bene, ragazze? Nel frattempo, Fra, tu mi leggi i commenti, se li leggi? No, soltanto Mr. Kitchen dice che il sale lo mette sempre in difetto. Bravo Kitchen. Quindi, fatto questo addirittura c'è una persona che ti segue dalla Tunisia. Ciao, ciao, benvenuto. Chi sei? Dalla Tunisia? Non lo so. Lotfi Giuini. Ciao. Ciao, you are welcome. Non lo so se parli italiano. Ragazzi, come potete vedere è difficilissimo, l'impasto si presenta così, vi sembrerà strano, ma è pronto. Quindi vado a prendere una ciotola rettangolare che mi sono preparata prima. Vado a oleare con un po' di olio extravergine di oliva, pochissimo, e vado a cercare un pennello. Spennello tutto il mio vassoietto, ok, e vado a trasferire il mio impasto all'interno. Così vi faccio vedere bene com'è l'impasto. Non c'è da formare nessuna maglia glutinica, ragazzi. I buchetti del pane si formeranno da soli, dato la forza che va, la magia che ha la farina insieme all'acqua va a formare del glutine anche senza forma meccanica già. Copriamo e lasciamo da parte, giusto? Mezz'oretta. Il nostro impasto è fatto, ragazzi. Adesso a ogni mezz'ora, può sembrare complicato, però a ogni mezz'ora andiamo a prendere la nostra ciotolina, ci bagniamo le mani e andiamo a fare delle pieghe su tutti e 4 i lati. Io saluto un attimino. Ciao Monica, ciao. Quindi vi faccio vedere come fare le pieghe, ok Franci? Quando andiamo a fare l'impasto così, la biga che ha preparato Francesca, scusate un attimo, vado ad asciugarmi le mani, la biga che la facciamo Francesca, ovviamente la inseriamo tutta l'acqua, vero Fra? Insieme alla farina. Racconta sì, la tu, mettiamo Fra. insieme alla farina, all'acqua, all'olio e diciamo tutto il resto degli ingredienti. Impastiamo regolarmente. In questo caso il lievito madre sarà sciolto, non sarà a pezzi ovviamente un po' più solidi. E siccome non abbiamo un macchinario ma soltanto un cucchiaio di legno, questo ci faciliterà nell'impasto. Ok, invece per quanto riguarda Alma, completamente lo stesso procedimento. È lo stesso procedimento del lievito madre di Francesca. Però Okay. senza biga, la mia è diretto l'impasto con Come con lievito. aggiungo la farina come hai fatto tu, poi aggiungo la farina e poi lascio riposare Certo. mezz'ora, tutto il procedimento tuo. In realtà, se non avete voglia di fare la biga, ma la biga serve a rendere ancora più soffice, ancora più buono il pane, potete evitare il passaggio che ha fatto Franci, vero Fra? Ti abbiamo visto tutti, Francesca? Sì, assolutamente. E poi proseguiamo a fare le pieghe. Adesso vi farò vedere a poco come cambia la consistenza dell'impasto.
Ovviamente ragazzi noi non possiamo, vi presento lui. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ovviamente non potevamo farlo in diretta perché ci sarebbe voluto 3 ore e mezza di diretta e quindi abbiamo cercato di accorciare i tempi. Se notate nella prima piega, che questo è uguale per tutti gli impasti, vi bagnate le mani e andate a prendere l'impasto. Come potete notare l'impasto ancora non mostra una bella maglia glutinica, non è nemmeno tanto solido, però andate a fare questa operazione. Fate riposare mezz'ora ancora, sempre coperta con coperchio, dopodiché dopo mezz'ora andremo a fare la seconda piega. Vi facciamo vedere anche la seconda piega, aspettiamo che chiudiamo qua l'impastino, eccoci qua di nuovo e andiamo a fare seconda piega. Ragazzi, se lo volete raccontare voi, raccontalo tu, Fra. Vai, Francesca. Ecco la seconda piega. Sempre a distanza, quindi 30 minuti. Facciamo la seconda piega, già l'impasto avrà preso un po' più di consistenza. Si dovrebbe fare da tutti e 4 lati, come vi sta mostrando Laura. Questa diciamo è la seconda e quindi già l'impasto sarà un po' più compatto. Chiudiamo sempre e facciamo poi riposare bene dopo che l'abbiamo fatto da tutti e 4 i lati. Cerchiamo di sollevare tutto l'impasto dalla nostra ciotola in maniera tale da poter prendere tutto il panetto. Esatto. Questa operazione la facciamo per 4 volte, raga. E questo è quanto. E adesso 3 l'hai fatta? 3? Francesca, io 3 volte. Io sì, 3 volte. Tu, Alma? Io 4. Ok, comunque già da 3 volte in poi va benissimo, ragazzi, va benissimo. Io 4 perché essendo poi anche l'impasto diretto ha più bisogno di qualche piega in più, invece con quello di Francesca e con la diga aiuta di più. Certo. Ultima piega, guardate com'è diverso l'impasto, completamente diverso. A distanza, io la mia questa è la quarta, ragazzi. Andiamo a fare sempre la forma delle pieghe, no la forma, andiamo a fare le pieghe, bagnandovi le mani, guardate che bello lievitato l'impasto. Se lo lasciate mezz'ora più non succede niente, ragazzi, ovviamente. E andiamo a richiudere di nuovo. Ha ragione Francesca, scusate ragazzi, ho sbagliato io ho fatto 3 pieghe, perché l'ultima mezz'ora di riposo era quella prima di andarlo a girare. Ok, Francesca, ci sei? Sì, Francesca? certo. Che ti vedo un po' in movimento, ciccia. No, ma io tanto mi muovo, vado a prendere qualcosa, ho preso la pentola con cui che ho utilizzato per cuocere, così dopo la facciamo vedere. Allora, leggiamo un po' di commenti, siete bravissime e preparatissime, grazie. Francesco, ciao belli, tanti saluti dalla Germania. Ciao, hallo, Netflix, willkommen. Maria, ciao ragazze, che meraviglia. Ciao Maria, benvenuta. Io ho già fatto ricette di tè, sono state sempre bellissime, grazie. Sono felicissima di questo. Valeria, dove è Sando? Sando l'ho mandato sopra perché sennò non mi fa capire niente, visto che siamo in 3 è un po' più complicata, ragazzi. E adesso la magia del riposo, sì, la magia della farina, la magia della farina. Quanto tempo impiega questo impasto a raggiungere questo risultato? Allora, lo impastiamo, lo lasciamo mezz'ora, calcola in 2 ore e mezzo c'è il pane pronto, tra riposi, pieghe e tutto il resto. In 2 ore e mezzo. Quindi torniamo ai nostri mini video. Adesso vi faccio vedere come faccio io. Dimmi tutto, Alma. Con il lievito madre però si piega un pochino di più del lievito di birra. Bravissima Alma, spiega pure questo. Ok, perché poi dopo le pieghe bisogna lasciare anche 3-4 ore, però questo dipende anche un po' dalle temperature, dalle stagioni. In estate per esempio può arrivare anche 2-3 ore, invece in inverno anche 4 ore la prima lievitazione. E poi dipende molto anche da quanto è forte il vostro lievito, dalle temperature che avete a casa. Molto, sì. Incidono tanti fattori. Con il lievito di birra andiamo sul sicuro perché i tempi sono super giù, quello può variare mezz'ora a seconda della temperatura, ma non di tanto. Anche se uso una farina zero di un'altra marca, va bene lo stesso? Certo, va benissimo.
rosa. Noi avendo provato questa farina ve la consigliamo perché sappiamo che è buona e l'abbiamo fatto con questa. Ovviamente con questa sarai precisa con le dosi indicate che ti diciamo. Magari con un'altra farina lo puoi fare ugualmente, metti 10 grammi in più o in meno di acqua a seconda dell'umidità che può trattenere la farina, ma lo puoi fare con qualsiasi farina ovviamente. Quindi ragazzi, passata ancora mezz'ora dopo l'ultima piega, andiamo a riprendere il nostro impasto, spolverizziamo la spianatoia di farina. Ragazzi, quando mi volete dire qualcosa ditela voi, non parlare solo a me. No, stai spiegando benissimo, quindi noi interveniamo se devo aggiungere qualcosa rispetto ai lieviti, rispetto alla cottura. Certo. Ok, quindi non mi fai fare l'avvocato. No, fai l'avvocato che non ci piace, ci piace. Io ho qualche problema, gli dico Francesca aiutami. No, lei vive a Catania, ragazzi, fossimo vicine tutte e tre. Alma vive a Bergamo, Sì. però è originaria dell'Albania, invece Francesca è catanese come mia. Yes, ci abbiamo fatto con la rima, proseguo con la ricetta, ragazzi. Quindi, passata ancora mezz'ora, andiamo a mettere abbondantissima farina. Vi consiglio di utilizzare semola perché non attacca tantissimo all'impasto, semola di grano duro, ovviamente, e andate a rovesciare l'impasto sulla spianatoia. Spolverizzate l'impasto sopra anche con dell'altra semola e andate a pezzare il vostro pane come preferite. Potete fare 2 ciabatte, potete farne una, potete fare quello che volete. Adesso vi mostro anche forme, ve le mostrano pure Alma e Francesca. Io in questo caso sto facendo delle mini ciabatte, ok? È semplicissimo. Ovviamente dovete poi unirle nella placca da forno, magari sollevate la placca da forno e poi quando è pronto, che è lievitata ancora mezz'ora, andate ad allargare e l'andate a mettere in forno. Il mio ha cotto a 240 gradi, forno stratico preriscaldato con un pentolino di acqua sopra per circa 25 minuti. Adesso invece Alma vi mostrerà come fare il pane treccia. Vado con la diretta, giusto? Sì, vai Alma, vai con la diretta, ti vogliamo vedere in azione. Questo è il mio impasto. Che bello. Wow. Bellissimo. Adesso mettiamo la semola sul piano di lavoro, un bel po'. Allora, mentre che Alma Aspetta si sta... Organizzati, Alma. Okay. Io nel frattempo voglio dire una cosa. Federica Comis, solo Francesca è fantastica, sei di parte? Non l'ho capito. No, ma ho detto prima, siete bravissime e bellissime. No, va bene, viva la Sicilia, Federica, hai ragione a dire che è fantastica. Alma, vai tu. Ok, lo vedete? Adesso cerco di inquadrare meglio. Ok, vedi come esce tutta. Pulitissimo. Allora, allarghiamo leggermente, mettiamo sopra un po' di semola ancora. Poi io l'ho divisa anche a metà, poi metà l'ho fatta treccia, metà l'ho fatta ciabatta. Si può fare anche intera come la facciamo adesso, per esempio, più o meno le dividiamo in 3 parti uguali. Ok. Tiriamo leggermente per dare la forma bene di strisce. Se c'è bisogno di farina mettete ancora, tanto non assorbe più di tanto. Poi prendete i 3 lembi, li mettete insieme e girateli verso giù, così stanno abbastanza ferme. Poi facciamo la treccia normale, li cavalliamo praticamente, allora qua in 3, così. Che bella! Wow. Senza tirare troppo e senza cercare di sgonfiare, praticamente sgonfiare il meno possibile. La stessa cosa facciamo verso la fine, li attacchiamo tutti e 3, schiacciamo leggermente e tiriamolo verso giù, così la treccia sta bella ferma. Meravigliosa. Lo mettiamo in una teglia foderata di carta forno. Ecco, io prendo un po' più grande. Ok, ti aiuti sulla teglia.
Qua. Bellissimo. Questa facciamo lievitare un'oretta, 2 orette, poi dipende anche questo dal tempo e da come ha lievitato. Questa qua per esempio oggi è leggermente avanti, basta un'oretta e pronta a infornare. Ok, anche con il liquido e il lievito madre, dopo la formazione della forma che decidete di dare, basta anche un'oretta. Allora, qua abbiamo un po' di familiari che ci fanno i complimenti. Maria Rizzo, vi informo che è la mia sorellina. Ciao Maria Rizzo, benvenuta in questa live. Se ancora non ci conosciamo, piacere di conoscerti. Allora, comunque c'è Doina che mi ha scritto. Ed è vero, io le ciabatte di Laura ormai li faccio 2 a 3 volte a settimana. Grazie Alma. Per quanto riguarda Francesco, io uso quella di Vella. Prima di conoscere la farina Pignatiello, che adesso mi arriva direttamente a casa, posso fare l'ordine, mi arriva dall'Italia alla Germania tranquillamente, utilizzavo anche io la di Vella perché una semola di rimacina sottilissima come quella Pignatello, in questo riescono ad assorbire più liquidi e quindi tipo come per l'impasto delle mafalde o altri impasti che a me piace farli belli bollosi e lievitati e sofficiosi, va bene una semola fine, giusto Alma? Sì, 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 sì. Io mi trovo molto bene con la semola fine. Acqua Carusi, un minuto. Ci chiedono se la treccia si può mettere anche dentro uno stampo da plum cake. Certo, Sì. si può mettere, così si lievita verso in alto e dovrebbe venire ancora meglio, penso. Non l'ho ancora provato perché sono curiosa anche quella di provare, ma questa settimana Sì, poi... ne abbiamo parlato dopo che l'avevamo provata, però vi consiglio che a metà cottura la uscite dalla teglia da plum cake, così continua a colorarsi bene da tutti i lati. Adesso invece Francesca, io faccio spesso il pane di Laura e vi dico che è stupendo e buono. Complimenti a Laura Rizzo, però tesoro, non mi fate piangere perché queste sono le mie cuoricine, quelle... Dopo la cottura, ora rimane crudo all'interno? No, non rimane No. assolutamente crudo. Bravo siciliano che vive in Germania. Ciao Mario Caserta, benvenuto. Allora, continuando, andiamo a fare l'ultima forma. No, raga, ve lo devo fare salutare, è arrivato. Forza, fai saluto, dai. Forza. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Mi serviva una forbice, stava lì dietro a dirmi posso, perché oggi gli ho detto non mi fare disperare. Allora, ragazzi, per quanto riguarda il pane di Francesca, adesso lei ci dice cosa ha fatto. Ok, Fra? Io ho Ma utilizzato un cestino. Sì, sì, sono pronta. vai, parla Ho e poi utilizzato un cestino da lievitazione. Ok. Ho messo la mia pagnotta qui. Ovviamente si deve cospargere bene con un po' di semola. L'ho fatta lievitare per un'altra ora. Dopodiché ho Aspetta che utilizzato faccio... la Ah, pentola ok. per cottura del pane. Sì, falla vedere. Andiamo a farvi vedere come ha fatto Alma dopo la Francesca, scusate. Ok. Ho Ecco, versato direttamente nella mia base della pentola rovente la pagnotta. Ho quindi coperto col coperchio, che è questo, e ho fatto cuocere per circa 20 minuti a 240 per i ok, primi 20 minuti. Dopo i quindi primi 20 minuti ho scoperto, perfetto, e ho continuato la cottura prima a 220 gradi, poi 200 gradi per altri 10-15 minuti. Se volete un pane un po' più cotto, continuate per altri 10 minuti a 180 gradi. perfetto. Ragazzi, vi abbiamo detto come fare in diversi modi il pane. Io addirittura poco fa ho fatto una forma di rosellina andando a tagliare, come ha fatto Alma per la treccia, oh mio Dio, sottili, dei pezzi di impasto sottili e poi li arrotolati su se stessa e questo è il risultato. Non lo so se sentite. Sentite, Wow. si sente? Si sente. Ok. Sì, sì. L'ho scafazzato, ma non ci fa niente. Quindi, come vi abbiamo detto tutti e tre, a seconda dei tipo di forma che fate e del tipo di farina che utilizzate, ovviamente la cottura può variare di qualche minuto. Vai Francesca. C'è una domanda. Vai. Valeria Lombino chiede se il coperchio va riscaldato prima. Sì.
Valeria Lombino chiede se il coperchio della pentola va riscaldato prima. Assolutamente sì, va messa la pentola vuota in forno, sopra e sotto, a 240 gradi fin quando non arriva a temperatura. Si scoperchia, si inserisce ovviamente il pane e poi si ricopre. Quindi deve Ok, essere tutto rovente. perfetto. Altrimenti il pane attacca, Fra, dillo perché deve essere rovente. Sì, si attacca e soprattutto non ci consente di fare una bella crescita ovviamente in forno. Questo è al posto del vapore, ecco, consideriamolo così. E soprattutto grazie a questa cottura possiamo avere anche una bella crosta croccante. È un interno soffice. Allora, abbiamo cucinato che ho fatto di te, è stata una meraviglia. Ho pensato che sogno stato di nuovo a Catania. Oh, che bello! Forza Catania, sono felice. Comunque me l'avete detto in tantissime e sono felicissima. Antonella Napoli, Cuoricina, Valeria Lombino dice ok, Giuseppina Licalzi, benvenuta. Sì, è Fragrande, Alma, Olga, mamma, mi confondo io, caro sia oggi. Comunque, detto questo, ragazzi, allora, adesso noi per andare a fare una cosa più bella, quindi il pane l'abbiamo cotto tutto, la treccia quando sta in forno, Alma? Allora, la cottura a forno preriscaldato a 250 gradi, io ho fatto 20 minuti a 250 e 20 minuti a 200. Ma questo può dipendere, scusate, poi ho fatto anche 5 minuti a spifero con la porta praticamente leggermente aperta per far uscire tutto il vapore. La cottura dipende tanto anche da forno a forno, perché non su tutti i forni è uguale. C'è da tenere presente magari durante la cottura, se come ha detto Francesca, che se si vuole magari anche una treccia un po' più croccante, di lasciare leggermente di più o più morbida leggermente di meno. Io ragazze, detto questo, spero che sia chiara. Se avete domande fatele pure. Aria Ferlito, dovete aprire un corso di laurea di lievitati, ce lo facciamo noi. E noi facciamo quello che facciamo perché abbiamo una vera e propria passione per quello che facciamo. Innanzitutto è bello dirlo che non siamo degli chef, ma siamo degli appassionati che studiano però. Perché prima di portare una ricetta, sia io, Francesca, che Alma, abbiamo la cosa di provare la ricetta 100 volte, di andare a studiare su quel tipo di ricetta e tutte queste cose belle. Adesso noi faremo insieme, carusi, upani Puntato. e faremo 3 varianti per non farci mancare nulla e sono felice che abbiamo ancora 32 minuti di diretta, mai stata così veloce in vita mia, per farvi vedere come fare un pane. Vado a prendere le mie ciabattine. Inizio io, ragazze, se volete. Vai, vai. Ok. Allora, adesso vi mostreremo 3 tipi di pane cunzato. Ovviamente potete cunzarlo come volete, ma noi vi diamo la nostra idea. Io lo farò alla siciliana, quindi vado a prendere le mie ciabatte. Ovviamente mi sono preparata tutto, carusi. Ne prendo solo una perché a prenderne 3 è un po' esagerato. Ok. Poi ho cotto delle patate in forno. Non lo so se riuscite a vedere. Le ho tagliate sottilissime e le ho cosparse di olio extravergine di oliva ferlito. Poi ho messo un po' di aroma a sapore mediterraneo. Le ho messe in forno così su una fila e le ho fatte cuocere a 210 gradi, forno ventilato per 15 minuti. Questo è il risultato. Ok, così sono leggerine. Oltre a questo vado ad utilizzare anche, aspettate ragazzi, della scarola, anche questa della marca Pignatiello, ed è una scarola alla contadina, ragazzi, già condita con aglio, peperoncino, olio extravergine d'oliva e anche c'è capperi e non mi voglio scordare niente, ma già è condito, quindi lo prendo e lo metto. Vado a mettere delle olive condite, anche questo buon gusto sempre dell'azienda Pignatiello, e queste qua ragazzi sono denocciolate a mano e sono tutte e 2 prodotti artigianali. Pecorino a scaglie, volevo mettere il primo sale ma non l'ho trovato, andrò a mettere un po' di origano, un paio di pomodorini per andare a dare l'acidità, ovviamente olio extravergine d'oliva e peperoncino. Quindi mi metto tutto da parte, vado a prendere un bel coltellaccio
e vado a tagliare il mio pane a metà. Ok, spero che vedete bene. Lo vado a tagliare a metà. Ovviamente se non è caldo, ragazzi, potete fare una seconda cottura. Questo è come si presenta così all'interno. Adesso ve ne vado a tagliare uno per farvi vedere l'alveolatura meglio. Ecco qua. Oggi, vedete? Lo sciauro Carusi è pazzesco. Sì. Ok, quindi ho l'extravergine di oliva, ragazzi, un filo sia sopra che sotto. Vi consiglio di andare a prendere un coltello e di andare a fare dei tagli nella mollica, così si assorbe bene tutto. Ok, dopodiché vado a mettere un po' di origano. Questo è siciliano, Carusi. Ok, vado a mettere il peperoncino. Vedete bene, raga? Mi sposto Sì. più qua, così. E poi vado a mettere la mia scalola. A scalora, per chi non la conoscesse, da noi si chiama pure giri o AJ. Quindi, come vedete, è bella, pronta, non dobbiamo fare niente. Ci sono pure i capperi dentro. E vado a fare uno strato di scalora. Quindi oggi mangeremo vegetariani, raga. Anche se più tardi c'è brioche con zucchero, ora ve le faccio vedere. Ok, guardate che meraviglia. Io purtroppo, visto che mio padre quando me la manda finisce subito, ho optato per questi barattolini. Patate, ovviamente raga potete mettere quello che volete, noi vi diamo delle idee. Tu mi leggi i commenti, Ciccia? Sì, il profumo si sente da qui. Che bello. Laura, sei bravissima e molto chiara nelle spiegazioni. Grazie. C'è Vado a un mettere saluto le dalla olivette. mamma Ferlito e da Andrea Ferlito. Mamma Ferlito, ciao, benvenuta tra noi. Vado a mettere delle olivette denocciolate. Vi dico ragazzi che questi prodotti sono prodotti naturalmente raccolti, artigianali, quindi vado a mettere le mie olivette, potete metterne di più o di meno. Io mi sono presa la forchetta per fare comparsa e poi la prendo con le mani. Brava Laura. Ok. Quindi vado a mettere qualche pomodorino Mia sopra. sorella Così. sta gradendo, eh? Gradisci, sorella di Francesca? Mia sorella gradisce. Sì, assolutamente. Comunque mi sta venendo fame anche a me, anche se sono le 4:30, eh. Qualche pomodorino per andare a dare un tocco di acidità, potete anche tagliarlo a rondelle, raga, che magari viene più sottile, così. E poi vado a mettere a scagli con un pelo patate un po' di pecorino, così da andare a dare il sapore. Potete riutilizzare ricotta salata, potete utilizzare, io avevo pensato al primo sale, ma purtroppo non l'ho trovato. Ok, ci siamo? Sì, sì. Vado a mettere un altro po' di scalora, Carusi, perché mi piace bella abbondante, sopra, e lo vado a mettere in forno se ce l'avete freddo, altrimenti ragazzi mangiatevi da così. Ok. Giusto Fra? Non ridere Franci, che la meno Assolutamente sì. Quindi chiudiamo e le sont faite. Questo è il mio pane cunzato alla siciliana, ragazzi. Vado a togliere tutti e partiamo col pane cunzato di Francesca. Vai Francesca. Allora, stiamo tagliando in diretta la mia focaccia, pane cunzato, ciabatta, come la vogliamo chiamare, la chiamiamo. Tanto sempre un buon pane, eh? Veramente dalla forma che è Vi una faccio vastetta di vedere. pane. Una vassetta, guardate che bella. Spettacolare. Qui Cavolo, abbiamo pazzesco. integrale e zero. L'integrale 0, leviamo un po' di mollica, per chi piace ovviamente. Ok, allora, useremo, la mia focaccia si chiama gourmet, non perché Sì. sono un avvocato, No. mi è stato dato questo nome per gli ingredienti che abbiamo No, l'ho scelto. scelto io appena Francesca mi ha Certo. detto come voleva condirlo.
Quindi Francesca va a togliere un po' di... Allora, ovviamente sempre... Sì, un pochettino, perché non l'ho tagliata proprio perfetta, dato che siamo in diretta, questo può capitare. Allora, mettiamo un po' di olio per lito, ovviamente. Ok? Se volete mettere sale e pepe, mettetelo. Io lo metto, però, diciamo, non l'ho preso il sale in questo momento, quindi magari poi ve lo mettete a casa. Come ha fatto Laura, che mi ha insegnato una cosa nuova, col coltello tagliamo bene per far entrare l'olio. E così si insaporisce. Esatto, poi utilizzerò il pesto di pistacchio salato di Sabato Vignatiello, sempre questo ovviamente è un pesto artigianale e assolutamente naturale, quindi dosate in base ovviamente al vostro gusto. Io mi piace utilizzare gli ingredienti in maniera abbondante, quindi cospargo quasi tutta la ciabatta di pesto al pistacchio. Noi siciliani utilizziamo il pesto di Bronte, pistacchio di Bronte, ma devo dire che questo pistacchio è veramente buono, quindi una valida alternativa a Adesso capite perché l'abbiamo chiamata gourmet, già dal pistacchio potete capire, sì. Ok? Vai. Dopodiché andiamo a mettere proprio una cosa che proprio non è che tanto gourmet, comunque, la mortadella fresca. Io l'ho preparata in roselline perché mi piace di più, ovviamente poi come preferite la tagliate. Sono circa 100 grammi ovviamente sul mezzolato di ciabatta. Wow, guarda che roselline. Così, ok. Perfetto. La mortadella alla mia sì, fa un odore pazzesco. Al mio pane aggiungerò una burratina. Potete utilizzare anche la bufala o la stracciatella di bufala. Quindi la prendo, non so cosa succederà in diretta, perfetto. Ma gliel'ho detto di farlo con le mani. E la vado a mettere negli spazi vuoti o sopra, come preferite. Ovviamente un attimino di pazienza, perché sapete che la burrata ha questo interno favoloso e super morbido. Poi il pane è ancora caldo. Il pane è ancora caldo, scusate, le mani. Vai Francesca, la colpa è mia, ragazzi, non prendetevela con lei, perché gli ho detto con le mani vogliamo vedere staccata la burrata, non la puoi tagliare. Va bene, ok, non ha importanza. Dopodiché sto utilizzando la granella di pistacchio, anche questa magari Vignatiello, e la cospargo, 20 grammi al massimo saranno sufficienti, ok? Io aggiungo anche un po' di pepe nero, questo è speziato, quindi comunque è particolare, ma potete mettere il pepe che preferite, una foglia di basilico che decora, non ci sta male, sì, 1 o 2 da decorazione, non deve alterare molto il gusto, già è abbastanza saporito. Se volete aggiungete un altro po' di olio, ma è abbastanza condita. E questa è la mia super pagnotta farcita. Potete anche coprirla con l'altra metà, ma io non la coprirò. Bella, bellissima. Alma, è il tuo turno? Siamo quasi in 60. Allora vi farò vedere la mia treccia cotta. Che bello. Io non ho resistito una tagliata perché non... Ha tagliato, guardate la meraviglia. È morbidissima. Adesso lo taglierò a fette per fare tipo di bruschette. Adesso vediamo anche le altre fette. Nel frattempo noi alziamo, Non è un pane con i buchi grossi come magari siete abituati a vedere nel mio pane, ma è un pane morbido e comunque alveolato. Ma calcolate che è un pane anche veloce, quindi non è che non abbiamo messo la clinica. Ok, ne taglio 3 o 4, così. Mettiamo qua. L'ho tagliato più o meno su 1 centimetro. 2 centimetri, poi vado a spalmare crema di friarielli, che anche questa è una crema già pronta, crema artigianale,
e ci sono negli ingredienti ci sono i friarieli, olio di semi di girasole, sale, aglio, peperoncino e una crema già pronta. Si può anche utilizzare direttamente a freddo, come adesso io le farò, però ma si può mettere anche nel forno in 5 minuti con del formaggio o quello che preferite. Ma nel forse forno. non si vede bene. Abbassa Dicono un che non si po'. vede molto bene quella di Alma, devo spostare un po'. Così? Adesso si vede? Sì. Mi vedete adesso? Meglio, sì, vai. Sì, adesso sì. Ok? Scusa. Ok. Hai fatto bene. Allora, devo mettere abbastanza crema di friarieli. Intanto ne faccio 3 così. Poi ho preparato del concassè, dei pomodorini che li ho conditi con un po' di origano, olio extravergine di oliva, ovviamente dell'olio ferlito, andrò a mettere ancora un goccio. Continuo a saltare la cuffia. Allora, mettiamo su i pomodorini e poi andrò a mettere sopra un po' di caciocavallo. Adesso finisco questo. Buonissima. Ma la fame, Carusi, che ci sta venendo a tutti è pazzesca. No, ragazzi, vi volevo dire che io mi sono mangiata la mollica che avevo tolto. È un pezzo di pane. Ecco qua. Andrò a mettere un po' di caciocavallo, delle scaglie di caciocavallo che già preparati. Mangia. Ok. Perfetto. Così, fatto vedere. Eccole qua. E ammuccamo, bravissima Alma, questa di Alma è la napoletana. Ragazze, questa è la napoletana. siamo state bravissime, devo dire, della serie me la suono e me la canto da sola, però è la verità, era la prima volta che facevamo una diretta su YouTube. Io per Paola che mi ha chiesto ho fatto alla siciliana, non poteva essere altrimenti, e ho fatto, se puoi notare, aspetta che apro meglio, ho messo scalora, già quella comprata, farcita con aglio, capperi, tutto quello che più ne ha più ne metta, peperoncino, olive denocciolate, sempre campane, dell'azienda Pignatiello, patate che ho cotto in forno per 15-20 minuti, così tagliate sottilmente, ho fatto solo uno strato, ho irrorate di olio e poi ho messo dell'aroma per patate, e 2 pomodorini e le olive. Questo è il mio pane. Ovviamente abbiamo irrorato con olio extravergine di oliva, questo ferlito che vedete qua. Francesca ha fatto la gourmet e quindi Francesca ripetila. Allora, io ho messo il pesto di pistacchio salato, prima ovviamente una base di olio evo ferlito, poi ho messo la mortadella, la burratina, potete utilizzare anche della bufala o stracciatella di bufala, granella di pistacchio e un po' di pepe aromatizzato e anche una foglia di basilico che non guasta. Questa è la mia, ve la faccio vedere. Ragazzi, è buonissima, sta avendo troppa fame. Pure a me. E l'odore del pane, ragazzi, è pazzesco. Poi condito non ve lo posso dire. Che calcolate che io avevo sfornato 10 minuti prima, eppure Francesca. Vai Alma. Anch'io. Allora, io ho fatto delle bruschette con la crema di friarieli, pomodorini, concasse di pomodorini, che sono dei pomodorini conditi con olio, fresco, origano, un po' di prezzemolo e sale ovviamente, e delle scale di caciocavallo. Semplici ma favolosi. Complimenti a tutte e tre. Io faccio la prova assaggio e poi vi dico una cosa, ragazzi, perché se non l'assaggio non vi posso dire com'è. Oggi è il mio giorno di libertà, quindi posso mangiare, perché sono a dieta. Ma lo vuoi solo il pane, ragazzi? Spettacolo, davvero buonissimo, ve lo consiglio a tutti. Prima di chiudere, ragazzi, se mi permettete, mentre loro fanno la prova assaggio, vi voglio dire
che questa azienda, se vorrebbe, se questa azienda, ciao Laura, ciao, riprenditi, l'assaggio mi è scioccata. Allora, questa praticamente noi non veniamo pagate dalle aziende, né Olearia Ferlito e nemmeno Sabato Pignatello. Ci hanno inviato i prodotti per testarli e visto che sono buoni noi ve li mostriamo. Olearia Ferlito, siamo delle ambasciatrici, quindi io, se Gabriele vuole, ha una sorpresa per voi, che se vi interessa acquistare dell'olio, Gabriele, se ci sei, batti un colpo, se no lo dico io, hanno deciso in onore di questa diretta fino a domenica 16 maggio di dare uno sconto anziché di 10 euro, di 15 euro. Inoltre, in omaggio vi regalano in anteprima una delle bottigliette con olio aromatizzato, che può essere al limone, al peperoncino, al basilico o al rosmarino. In anteprima solo per voi può fare questo. Ci sei, Gabriele? Entra. Il link te l'avevo già inviato. Invece, ora vi racconta direttamente Gabriele come fare. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti che abbiamo utilizzato, sono dell'azienda Sabato Pignatello e lei ha creato dei box direttamente con la ciabatta siciliana di Laura, quindi trovate tutti gli ingredienti inseriti dentro, quella contadina di Alma, trovate tutti gli ingredienti inseriti dentro, e quella gourmet di fresca, con tutte le farine e pure gli ingredienti che abbiamo messo sopra. Inoltre, prendendo fiato, vi voglio dire che potete acquistare pure i prodotti singolarmente, li trovate tutti giù nell'info box, e se magari vi unite tra di voi, spendete tipo 65 euro di spesa magari con il vicino di casa, l'amica, la conoscente o quello che è, la spedizione ve la regalano loro. Detto questo, ragazzi, io vi auguro che questa diretta vi sia piaciuta e nell'attesa che entra Gabriele vi dico già che domani proverò io, speriamo bene, Rosa ti verrà benissimo. Arrivo, Gabriele arriva, bravissima, siete un trio fantastico, grazie Lisa, siete fantastiche e oleose, sì sempre. L'olio Ferlito, ragazzi, ci teniamo tutti e tre in particolare perché siamo ambasciatori da un anno ed è l'olio, diciamo sempre, non lo cambieremo mai più. Ambasciatrice o non ambasciatrice, l'olio non si cambia. Io un attimo, ragazzi, vi metto silenziose così parla zio Gabriele. Vi presento Olearia Ferlito. Ciao Gabriele! Ciao! Mi vedete? Aspetta un attimo. Ti vediamo benissimo e ti sentiamo benissimo. Allora, ben trovati a tutti. Io nel frattempo ho condiviso su Facebook la vostra diretta YouTube, quindi tutti vi stanno vedendo anche su Olearia Fratelli Ferlito. Non potremmo essere più felici di vedervi tutte e tre affiatate come sempre, che ci insegnate a preparare delle cose squisite. E quindi, prima di tutto, grazie per queste belle varianti del vostro pane con la vostra bravura anche di spiegare. Io che non sono io che non ne capisco niente, vi ascolto sempre molto colpito. Allora, vi dico quello che abbiamo pensato con l'occasione. Vi ringrazio Gabriele, perché quando fate queste azioni per i miei cuoricini, per i nostri follower, è sempre bello, perché alla fine loro vedono che utilizzo l'olio sempre. Però se possono acquistarlo anche scontato, magari con un premio, tu lo sai, poco fa ti ho detto grazie Gabriele, sono felicissima. Noi ne siamo sempre felici, perché è l'occasione per farci conoscere e per poi far vedere, insomma, l'azienda che c'è dietro di voi, no? È sempre una cosa molto, molto bella. Quindi, come dicevo, fino a prossima, come avevi già cominciato a dire tu, fino a domenica prossima, 16 maggio, sarà attivo un codice sconto che è ciabatta 15. Avranno diritto a 15 euro di sconto su un ordine, indipendentemente da quanto è grande l'ordine. Sopra 95 euro per la spedizione gratuita, questo vale sempre. E poi, siccome siamo prossimi all'annuncio di oli aromatizzati, quindi avremo l'olio aromatizzato al limone, al peperoncino, al rosmarino e al basilico, olio Ferlito, avranno la possibilità di ricevere una bottiglia da 100 ml
e quindi già di cominciare ad assaggiare un prodotto che a breve vedrete. A questo voglio aggiungere un'altra cosa, praticamente tra non molto arriveranno anche le nuove confezioni diciamo, le confezioni da 5 litri, che saranno con una grafica totalmente nuova, personalizzata, e saranno, vi dico soltanto, molto colorate. Quindi questo anche per introdurre quello che succederà nelle prossime settimane. Perfetto. Gabriele, io ti ringrazio ancora per averci offerto questa cosa ai nostri cuoricini, ai miei cuoricini in questo caso, ma ci sarà sicuramente qualcuno che segue pure Alma e Francesca, quindi l'offerta rimarrà anche sulle nostre storie di Instagram. Vi basterà scrivere, come vedete in sovraimpressione, ciabatta 15 e risparmierete 15 euro. Inoltre vi arriva a casa l'anteprima dell'aromatizzato Ferlito, che io lo voglio pure in anteprima, sappilo. Non mancherà. Comunque ogni volta che vi vedo fare una diretta vedo sempre miglioramenti. Questa volta c'è stata la regia, i messaggi in sovraimpressione, insomma basta, ormai siete avviatissimi. E anche noi che ci mangiamo un pezzo di pane caldo con l'olio sopra, vabbè. in diretta. Ragazzi, Federica di Sabato Pignatiello non c'è, quindi io vi ricordo che trovate tutti i link di tutto quello che abbiamo utilizzato in questa diretta. Domani metteremo pure le ricette, domani, dopodomani, le ricette scritte, e poi la troverete. Quella tradizionale nel mio blog, quella di Anima e Cucina nel blog Anima in Cucina, ma e quella di Francesca in Cooking Law, il blog. Vi metterò tutti i link giù nell'info box, seguiteci anche su Instagram se vi va, specialmente ad Anima in Cucina, Olearia Ferlito, Sabato Pignatiello e Francesca, che mi hanno dato l'onore di lavorare con me, e quindi se dovevo impastare 3 panni stasera la dieta la mandavo non so dove. E di sorriso che non manca mai. Ciao Laura, sono entrata adesso, non ho visto niente. Genoveffa Salerno, la diretta rimarrà salvata. Se vai nella community di YouTube trovi il link, clicca lì, perché YouTube poi elabora e la pubblicherà online, che la vedete pure nella mia lista dei video domani mattina sicuramente, perché deve vedere se facciamo qualcosa di brutto YouTube, ed è giusto che sia così, onde evitare che diciamo qualcuno dice parolacce, fa delle cose brutte, quando è delle live Giusto. le elaborano per più tempo. Io, onde evitare di portare la live ancora più lunga, vi direi di salutarci tutti. Grazie mille per questa diretta. Io ve lo posso dire solo per commento, però io ho la fortuna di dirlo e vi ringrazio. Grazie a te Gabriele, grazie a tutte e due ragazze, ve se ama. Ciao. Buon weekend, ciao. Buon weekend. Ciao a tutti i cuoricini, grazie di essere stati con noi. Ciao.